Salve a tutti! In questo video vi parlerò dell'opposizione dei Veneti al dominio austriaco nel periodo che va dal 1815 al 1866. Da quando si può parlare di questa opposizione, come si articola prima del 1848, dopo il 1848. Solitamente quando si parla di risorgimento in Veneto si ricordano le rivoluzioni del 1848, ovviamente, in primo luogo quella di Venezia, poi si ricorda la battaglia di Vicenza del 10 giugno, la strenua difesa appunto di Venezia fino all'agosto del 1849. Dopo sembra aprirsi una sorta di vuoto, un periodo di mancanza di notizie o di passività comunque dei Veneti in attesa della terza guerra di indipendenza del 1866 che porta appunto all'unione del Veneto al Regno d'Italia. Quindi sembra che prima del 1848 i Veneti siano stati dei sudditi sostanzialmente tranquilli, obbedienti, contenti anche in un certo senso e sembra che dopo il 1848 magari sì, sono un po' meno contenti i Veneti ma rimangono comunque sostanzialmente se non altro passivi in attesa di essere liberati dal Regno d'Italia. In realtà diciamo la situazione non è esattamente così, bisogna cercare di capire un po' più a fondo come si articola in realtà la posizione dei Veneti sia prima che dopo il 1848. Innanzitutto, per fare un breve passo indietro, ricordo che è il 17 ottobre del 1797 che l'ormai ex Repubblica di Venezia venne ceduta da Napoleone I all'Austria con il Trattato di Campoformio, il grande tradimento di Napoleone I. Dopodiché passa di nuovo sotto il controllo francese nel 1805 e poi con il Trattato invece di Vienna viene unita alla Lombardia, costituisce il Regno Lombardo-Veneto e ritorna sotto il dominio dell'Austria. Nel 1815, quando arrivano gli austriaci, sono accolti con favore dalla popolazione veneta, perché bisogna ricordare che insomma, i francesi non avevano lasciato un gran bel ricordo di loro già nel 1797, erano diciamo noti per le violenze sulla popolazione, per i saccheggi, senza dimenticare che Napoleone aveva comunque ordinato la requisizione delle opere d'arte, delle principali opere d'arte nel Veneto come anche nel resto della penisola. E inoltre c'era il problema della coscrizione militare obbligatoria, della tassazione che era molto superiore rispetto al periodo invece della Repubblica di Venezia. Le campagne militari napoleoniche avevano naturalmente apportato una serie di danni alle culture e al territorio. E quindi ovviamente quando arrivano gli austriaci c'era speranza finalmente di un periodo di pace, di un periodo di tranquillità e quindi vengono accolti effettivamente con favore. Questo iniziale favore nel giro di pochi anni si trasforma, se non altro, in delusione, nell'inizio di un malcontento che comincia a serpeggiare presso gli strati più elevati e più colti della popolazione a causa di una situazione economica difficile, a causa di un'imposizione fiscale che comunque continua a crescere, soprattutto l'imposta fondiaria, e di un regime di controllo poliziesco, di censura e della mancanza di possibilità da parte, diciamo, delle elite locali di avere un effettivo potere anche in ambito politico perché tutto comunque fa capo a Vienna. In Veneto comunque, nonostante incomincia a serpeggiare questo malcontento, negli anni 20 e 30 non si verificano tentativi insurrezionali come succede invece in altre parti della penisola. Non viene rilevata nemmeno una grossa diffusione della carboneria. Ad esempio Silvio Pellico nel 1818 scrive una lettera al fratello in cui si lamenta appunto di una certa passività, di una certa apatia dei veneti, dice che appunto in Veneto non hanno trovato tante adesioni al conciliatore. 2 anni dopo, nel settembre 1820, Pellico fa un giro in Veneto proprio per fare propaganda a favore della carboneria, però scrive ancora un po' sconsolato e deluso a Pietro Maroncelli. Scrive da Venezia: i veneziani sono troppo chiacchieroni, la loro vita di piazza e di caffè è molto svaporata, non pensano, non sentono.
Come mai non vedo io in ciascun volto il dignitoso sentimento del dolore? Ad ogni sghignazzare pantalonesco che giunge all'orecchio, io fremo. Quindi sembra che i veneti non si interessino molto della loro situazione di diciamo, oppressione straniera, sembra quasi che gli vada bene. In realtà non è proprio così, esiste ad esempio una setta carbonara, una loggia massonica carbonara a Schio, poi conosciamo un po' tutti la vendita di Fratta Polesine, comunque quel gruppo di cospiratori che provenivano un po' da tutto Lombardo-Veneto, erano affiliati alla Carboneria delle Legazioni Pontificie e che viene scoperto dalla polizia austriaca, i membri vengono arrestati, alcuni vengono condannati a morte e la pena viene poi appunto commutata nel carcere allo Spielberg e a Lubiana. Quindi qualcosa si muove anche in Veneto negli anni 20, anche se appunto non porterà a nulla di concreto. Negli anni 30 sappiamo che Mazzini fonda la Giovane Italia, però già qualche anno dopo insomma, si lamenta che in Veneto questa sua organizzazione non sia molto diffusa. Ecco, forse non esiste un'organizzazione mazziniana ben radicata, però le idee di Mazzini circolano comunque. In Veneto esiste ad esempio a Verona la cosiddetta Società dei Masenini, che in realtà sembra un gruppo composto un po' dagli eredi della vecchia Carboneria, un po' dagli aderenti, soprattutto giovani studenti aderenti alle nuove idee di Mazzini. Questa Società dei Masenini nel marzo del 1831, quindi quando si stanno già svolgendo, sono in corso le insurrezioni nell'Italia centrale, questa società tenta di organizzare una rivolta che avrebbe dovuto scoppiare a Vicenza. In realtà questo piano viene scoperto dalla polizia austriaca e quindi i cospiratori vengono arrestati, processati e quindi anche in questo caso non si arriva a nulla di fatto. Però appunto nonostante questo le idee di Mazzini circolano i suoi scritti, all'inizio più facilmente, dopo con una certa difficoltà perché Mazzini costituisce un po' lo spauracchio in tutto il Veneto, viene applicato un fortissimo controllo su tutto quello che entra, sui libri in particolare, quindi è fortissima la censura, però se non riescono a passare i libri di Mazzini passano altri scritti, altri libri ispirati alle idee mazziniane e mi riferisco in particolare a quei romanzi, a quelle tragedie di Guerrazzi o di Nicolini, che risultano circolare ampiamente negli anni 30, ad esempio l'assedio di Firenze di Guerrazzi risulta ampiamente diffuso in tutto il Veneto nonostante la censura. Questo perché in un modo o nell'altro si riusciva ad aggirare anche il divieto, ad esempio cambiando il frontespizio di un libro o inserendo le pagine di un libro proibito all'interno invece delle pagine di un libro che era approvato dalla censura austriaca. A volte si cambiava il nome dell'autore, si cambiava il nome diciamo, della stamperia, oppure si cucivano questi opuscoli all'interno delle tele delle casse. E quindi diciamo c'erano diversi modi per farlo. Tutto questo appunto per sottolineare come anche se non ci sono dei moti rivoluzionari in Veneto, le idee nazionali circolano e questo spiega poi anche lo scoppio dei moti del 1848, che non sarebbe assolutamente comprensibile senza tener conto di un movimento anche di malcontento precedente. Infatti Alberto Mario, ricordando il periodo negli anni tra il 1844 e il 1848, gli anni in cui era studente a Padova, all'Università di Padova, osserva come dopo l'ascesa del Papa Pio IX al pontificato si era accesa tra gli studenti, dice, la lampada del patriottismo, la quale non si sa come era piena di olio. Cosa vuol dire non si sa come? In realtà appunto le idee nazionali circolavano. Negli anni 40, infatti, lui stesso spiega che insieme ai suoi compagni aveva costituito una società politica, però mascherata da società filarmonica, e gli studenti appunto si riunivano per chiacchierare tra di loro, per discutere, per leggere i libri, dice, di romanzi di Guerrazzi, le poesie di Berchet, di Giusti, qualche fascicolo della Giovane Italia. Quindi prima del 48, già prima del 48, il fuoco cova sotto la cenere ed appunto esplode.
Ora non sto qua a a narrare i morti del 48, sottolineo soltanto che appunto il 48 è un movimento di carattere europeo che però non interessa soltanto i grandi centri. Se guardiamo nel Veneto, beh, noi abbiamo presente per il Lombardo-Veneto l'insurrezione ovviamente di Milano, quella di Venezia, insorgono i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Mantova e di Verona che sono fortezze del quadrilatero, però si muovono, insorgono anche i piccoli centri urbani nelle campagne, addirittura anche nelle montagne. Il meccanismo è lo stesso, c'è appunto lo scontro con gli austriaci, la fuga di questi ultimi, la costituzione di un governo provvisorio, di una guardia civica e le manifestazioni di entusiasmo popolare. Tutto questo a partire dal marzo del 1848, però già in maggio le truppe austriache ricominciano a rioccupare il Veneto. Vicenza viene attaccata più volte e il 10 giugno del 48, dopo una strenua battaglia, è costretta appunto a cadere nonostante la resistenza dei volontari pontifici guidati da generale Durando, nonostante i soldati svizzeri guidati da Massimo D'Azerio, nonostante i volontari, e dopodiché, dopo la caduta di Venezia, seguita dalla rioccupazione degli altri capoluoghi di provincia. L'ultima a resistere è Venezia, che cederà soltanto a causa anche della fame e del colera il 23 agosto del 1849. Il 48 rappresenta uno spartiacque per vari motivi. In Veneto anche si può dire che rappresenta una cesura nel modo in cui viene percepito il regime austriaco. Nel senso che si crea una frattura. Prima, ad esempio, sottolinea lo storico Marco Meriggi, dice che quelli che definisce austrofoli rappresentavano una sorta di maggioranza silenziosa, però il 48 è il 48 a rendere insanabili quei contrasti che all'inizio insomma non parevano così drammatici, quindi è il 48 che crea questa frattura. Perché dopo queste rivoluzioni il governo austriaco si fa ancora più duro, più repressivo. Fino al 1857 è nominato governatore civile e militare del Lombardo-Veneto maresciallo Radeschi e vengono attuate una serie diciamo, di provvedimenti che ovviamente contribuiscono a inimicarsi la popolazione. Ad esempio già nel 1850 il governo austriaco impone sostanzialmente tre prestiti forzosi, non so se possono definire delle tasse straordinarie che vanno a coprire le classi nobili e altoborghesi, che erano ritenute quelle responsabili della rivoluzione. Inizialmente gli impiegati vengono sospesi dal servizio e dallo stipendio perché erano accusati appunto di aver continuato a servire anche sotto i governi provvisori. Viene dato loro un semplice, quello che viene definito un soldo di alimentazione, cioè un piccolo sussidio sufficiente a malapena, diciamo, per farli mangiare, dopodiché col tempo vengono reintegrati anche per questioni logistiche. Però, ad esempio, aumenta anche diciamo, la stretta e il controllo sul territorio, la repressione. Tra il 1850 e il 1853 gira per il Veneto il cosiddetto Tribunale Militare Itinerante con sede ad Este, che sostanzialmente in questi 3 anni pronuncia oltre 1000 condanne a morte, 400 delle quali vengono eseguite immediatamente, il che voleva dire che se qualcuno veniva arrestato, veniva processato e ucciso immediatamente. Questa sorte colpiva spesso dei poveri contadini costretti a rubare per bisogno, ma a finire diciamo, sul patibolo, ad essere uccisi sono anche cospiratori per motivi politici, perché all'inizio degli anni 50 bastava essere trovati in possesso di una cartella del prestito mazziniano per essere arrestati, processati e condannati a morte. Ricordo qui brevemente i processi che si tengono a Mantova tra 1852 e 1853, anche se l'ultima condanna a morte di Pierfortunato Calvi è del 1855, processi in cui vengono appunto implicati centinaia di patrioti accusati di far parte appunto della rete del movimento di Mazzini. Tra coloro che vengono impiccati a Belfiore vi sono anche 3 veneziani, che sono Bernardo Canal, che era giornalista, Angelo Scarsellini e un pittore dilettante, Angelo Zambelli. A questo regime oppressivo si accompagna una situazione economica che continua ad essere critica. La crisi economica era cominciata già alla
fine della Repubblica di Venezia, era proseguita sotto il periodo napoleonico, però sotto l'Austria non migliora la situazione. Anzi, negli anni 50 peggiora a causa di una malattia che colpisce sia la vite che il bacco da seta, che erano i settori più dinamici dell'agricoltura. L'agricoltura era, diciamo, la principale attività economica sostanzialmente del Veneto. Questa crisi agricola si ripercuote anche sull'industria manifatturiera, sul commercio, settori che comunque il governo austriaco non aveva voluto sviluppare, non aveva favorito lo sviluppo. E quindi anche questa crisi economica ha il suo peso, accompagnata poi comunque da un crescente aumento del carico fiscale che prosegue fino al 1866. A fronte di questa situazione difficile, cosa hanno davanti i Veneti? Hanno davanti il Piemonte, che diventa un punto di riferimento non solo per i Veneti, ma per tutti gli italiani. Perché? Perché innanzitutto in Piemonte è stato mantenuto lo Statuto Albertino, cioè quella carta costituzionale che limitava il potere assoluto del sovrano e garantiva la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di riunione, mentre negli altri stati si era tornati a dei regimi di carattere assolutistico. E poi in Piemonte, nel corso degli anni 50, vengono realizzate una serie di riforme in campo amministrativo, in campo giuridico, nel campo anche della riforma dell'esercito, in campo religioso con l'abolizione, la soppressione degli ordini religiosi contemplativi e l'incameramento dei loro beni. Tutte riforme che modernizzano il paese, poi si pone attenzione alla costruzione delle infrastrutture, quindi strade, ma anche e soprattutto ferrovie, tanto che nel 1861 il Piemonte possiede il 35% di tutta la rete ferroviaria della penisola. Il governo sovvenziona anche le compagnie di navigazione e questo aiuta ad incrementare il commercio. Si assiste allo sviluppo anche dell'industria siderurgica, dell'industria meccanica, grazie proprio alle commesse statali per le infrastrutture, per la marina e per l'esercito, con aumento quindi anche della possibilità di ottenere, di trovare insomma dei posti di lavoro. Quindi il Piemonte diventa un punto di riferimento, una sorta di terra promessa, su cui si riversano le speranze dei patrioti, su cui si riversano in parte anche gli esuli dalle varie parti d'Italia, tra cui anche i Veneti scelgono il Piemonte come loro terra d'esilio, ed è anche l'unico stato che appare in grado, appunto perché è quello più moderno, perché ha mantenuto lo statuto, perché è anche più forte militarmente, è l'unico in grado di fronteggiare l'Austria. A partire dalla seconda metà degli anni 50, quindi anche in Veneto, aumentano gli episodi di contestazione del governo austriaco, si parla di che sono scritte sui muri, di canzoni cosiddette rivoluzionarie o sovversive, o anche semplici di battute che circolano tra la popolazione. Anche se è soprattutto a partire dopo il 1859, cioè in occasione appunto dello scoppio poi della seconda guerra d'indipendenza, che all'interno del Veneto quella che era un'opposizione diciamo individuale, sporadica, invece diventa un'opposizione organizzata. Ecco, di questa opposizione organizzata all'interno del Veneto a partire dal 1859 mi dilungherò appunto nel prossimo video.